Parliamo di pomodoro. È secondo solo alla patata come ortaggio più coltivato sul pianeta. Non è il più ricco tra gli ortaggi per contenuto in minerali e vitamine, ma il suo largo consumo lo rende il maggior contribuente al raggiungimento delle dosi giornaliere raccomandate. I suoi zuccheri sono il glucosio e il fruttosio, e anche dal punto di vista aminoacidico contiene buonissime quantità di tutti quelli ritenuti indispensabili. Importanti anche i carotenoidi e il licopene, dalle grandissime proprietà antiossidanti. Beta-carotene e licopene svolgono sicuramente un'eccezionale attività protettiva della nostra pelle. Il pomodoro non contiene glutine. Inoltre, molti studi rivelano la marcata riduzione dell'insorgenza di alcuni tumori in soggetti che ne consumano regolarmente.